di Enrico in piazza Mazzini, il mini market più figo in assoluto, dove c'è la gastronomia, la pizza da sport, la pizza al taglio. Lanciamo subito le partite di Republic League. Rimanete con noi, Republic League, Andrea Rossi. Sì, Republic League, Andrea Rossi, le telecronache che avete aspettato da tanto. Finalmente qui, campionato over 35, Cantine Fornitz contro Faro Pagoda, la vittoria molto liscia di Faro Pagoda per 8-2. Via subito al match, ci sono i Faro Pagoda con la casacca più scura, mentre con la casacca verde le Cantine Fornitz. Molta gente mi dice hai bisogno di qualcuno che ti stia vicino, di qualcuno che ti scrivi i testi. Avrei bisogno di un sacco di feed. Ci siamo capiti, signori, via subito al match. Andiamo con l'1-0, lo segna Jordi Pastrello, che è sempre lì in mezzo, e la mette dentro di destro. Pensate, erano 2 anni e mezzo che Jordi Pastrello non segnava di destro. Al primo minuto c'è subito il vantaggio dei Faro Pagoda con il loro under preferito. Effettivamente nel campionato over 35 ci può essere solo un under. Jordi Pastrello si ripete di tacco, di giustezza, con un colpo fantastico. C'è il 2-0 dei Faro Pagoda che ora dilagano dopo appena 3 minuti. Al 15° minuto entra in cattedra anche il supplente Montagnier Alex, con un contratto milionario che comunque ripaga tutti gli sforzi fatti dalla società. Fa un gol fantastico dopo averlo quasi sbagliato. Poi Alex Montagnier, ancora lui, palla dentro, boom, tiro incredibile, il suo gol sul palo del portiere. Lui è Alex Montagnier, questo era il suo gol. Andiamo un po' più avanti, dopo la doppietta di Alex Montagnier al 19° minuto arriva anche il gol al 22° minuto. Io ho scritto che era Alex Montagnier, in realtà era il numero 11 Jordi Pastrello. Quindi non è la tripletta di Alex Montagnier del Monta, ma è la tripletta del Toro. Al 22° minuto è il 5-0. Andiamo un po' più avanti, c'è il fallo, no scusatemi, era il gol di Alex Montagnier, era la doppietta di Alex Montagnier. Adesso qui arriva il 5-0, eccolo qua, il calcio punizione di Jordi Pastrello col suo sinistro velenoso, che se avesse preso il portiere sulla testa, perdonatemi, l'avrebbe scaraventato all'inferno. E effettivamente sì, era troppo potente, l'avrebbe decapitato. Aaron Romeo arriva anche lui, riesce ad accorciare le distanze per le Cantine Fornitz al 10° minuto del secondo tempo, un po' troppo tardi, 1-5 per le Cantine Fornitz con questo tiro ad incrociare di Aaron Romeo. Arriviamo al 12° minuto, accorciano ancora le distanze le Cantine Fornitz con Diego Melo in collaborazione con Marco Grandin che si prende tutti gli onori di questo featuring in questo gol del 2-5 del Cantine Fornitz. Non bisogna aspettare molto, dopo 4 minuti arriva il 6-2 ancora di Faro Pagoda che sono indistruttibili, cattivissimi. Prima c'è questa parata incredibile del portiere che non l'ha parata, la palla è andata sul fondo e c'è stata una rimessa al fondo. Poi Davide Martin accomunizza tutti con questo tocco sotto. Wow! Credetemi, io so che ci seguono anche bambini, ma queste cose mi emozionano talmente tanto che non vi dico cosa succede. Davide Martin segna così il 6-2 al 18° minuto. Qui un cecchino spara addosso a un giocatore, il portiere che va avanti, e vediamo la sciocchezza del portiere Franzo Andrea che si butta sulla rimessa laterale, quasi chiede il fallo, che non c'è il fallo, si arrabbia, gliela danno in centro. Marco Trevisan, il Ghimmi, vede la porta sguarnita, molla il tiro della domenica e va sotto l'incrocio e c'è il gol. Andrea Franzo non la prende molto bene con l'arbitro e dice ma cosa fai? Ma ti pare il caso? Era fallo? Secondo me non era fallo, l'abbiamo anche rivisto prima, non è fallo. Davide Martin chiude la partita con questo gol, con Andrea Franzo che rimane fermo a guardare Davide Martin che entra in porta. Non so bene quello che sia successo, non lo voglio neanche sapere, voglio solo sapere che i Faro Pagoda sono ancora primi in classifica, hanno vinto 8-2 contro le Cantine Fornitz. Se ti è piaciuta la partita, se ti è piaciuta la mia telecronaca, metti subito mi piace, commenta, condividi. Adesso un po' di pubblicità, torniamo con la seconda partita di lunedì 16 dicembre. Io sono Andrea Rossi, questo è Republic League. Di Enrico in piazza Mazzini, il mini market più figo in assoluto, dove c'è la gastronomia, la pizza da sport, la pizza al taglio. Lanciamo subito le partite di Republic League. Rimanete con noi, Republic League, Andrea Rossi.
Sì bambini, ci siamo, sempre con Andrea Rossi, sempre con Republic League, la partita dei JM contro i Capovolti, pareggiata, no, vinta dai Capovolti per 5-8, qui c'è scritto l'8-8, non è vero, è una fake news. Andiamo subito con la partita JM con la maglietta scura, mentre i Capovolti con la maglietta gialla. Via subito alle immagini e gli highlights di questo match, perché subito al primo minuto arriva il gol dei JM, incredibilmente i JM vanno in vantaggio da sfavoriti, si trovano subito in vantaggio col gol di Jonathan Nesto, che non sposta più l'H nella lista. Andiamoci a vedere questo gol, la finta del tiro, poi tira, ci prova la scivolata, Sandro non ci riesce, Jonathan Nesto segna l'1-0 dei JM sui Capovolti che rimangono lì a guardare. Arriviamo al quinto minuto, c'è il pareggio dei Capovolti, lo segna il numero 10 Marco Taffa. Andiamoci a vedere il gol di Marco Taffa dopo questa parata di Claudio Sandrone. Cioè Claudio Sandrone era già a terra, è caduto da solo, un cecchino l'ha colpito e poi con la mano la para. Un campione Claudio Sandrone, pareggio. Vediamolo qua di Marco Taffa che non ha pietà, Marco Taffa che la rimane là, portiere non può niente, Emiliano Costantini sul gol dell'1-1 di Marco Taffa al quinto minuto del primo tempo. Andiamo 4 minuti più avanti al nono minuto sempre del primo tempo, JM vanno in vantaggio con chi? Con Alessandro Iopi. C'è questa respinta, la palla che rimane lì, Sandro non riesce ad allungarsi, porca troia, scusatemi la parola, ma non riesce ad allungarsi abbastanza bene Claudio Sandron, che pensava di poter volare per prendere la palla. Poi, nonostante le mie esclamazioni volgari, c'è un altro gol, è quello del 3-1 di Alessandro Iobi al 15° minuto, JM che dilagano, JM che sembrano non aver pietà dell'avversario e ancora si ripetono al 19°, signori, in offerta speciale, il calcio dal vivo, un sacco di gol, Jonathan Nesto segna la sua doppietta, tiene là la palla e poi con una carambola sfortunata per i Capovolti, fortunata per i JM, Jonathan Nesto la mette dentro. Jonathan Nesto che fa parte proprio della prima parola dei JM, proprio in onore di Jonathan Nesto. Alessandro Iobi riesce tanto a segnare un altro gol su queste iliazioni che dico, JM che dilagano al 21° sul 5-1 contro i Capovolti che però da questo momento in avanti capovolgono la partita, non subiscono più un gol e la riprendono. Parata incredibile di Emiliano su Costantini sul suo palo, Domenico La Forgia, il pupone è in mezzo, aspetta solo palla, tutti lo perdono e pam, gliela danno sulla destra La Forgia, il pupone e la mette dentro. La Forgia, il pupone, riconosciubilissimo per il suo look trendy con le treccine, ancora La Forgia, il pupone con le treccine, riesce a metterla dentro di sinistro per la sua doppietta personale. È il 24° minuto del primo tempo, risultato sul 3-5 a favore dei JM che nel secondo tempo hanno una debacle totale. Marco Taffa su breakdance dei giocatori riesce a metterla dentro, ma com'era il primo intervento? Si è anche fatto male i giocatori dei JM, no, si rialzano tutti, non è successo niente, wow, sembrava giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ancora gol di Capovolti che riescono a pareggiare con Daniel Freguia, non riescono a buttare via la palla, i JM, palla che rimane là, la mettono in mezzo i Capovolti, Freguia arriva e la mette sul palo più distante del portiere col sinistro, facile il gol di Daniel Freguia al 15° minuto, il pareggio dei Capovolti per 5-5, 20° minuto, mancano 5 minuti alla fine della partita e succede l'impossibile, l'incredibile, dopo la parata del portiere si gira, wow, che parata che ha fatto di nuovo Emiliano Costantini, ci fa emozionare Emiliano Costantini con questi suoi riflessi, poi però arriva il gol in superiorità numerica, la sciocchezza della difesa che è in inferiorità, la parata del difensore, la parata di Costantini respinta e la parata del portiere che la fa sua. Emiliano Costantini sta facendo un super match ma non può quasi nulla a un certo punto perché deve subire gol perché i Capovolti stanno attaccando molto di cattiveria. Andiamoci a vedere il gol del vantaggio di Marco Taffa, il 6-5, bam, lascia, non l'ho vista partire neanche, non posso neanche raccontarvi che gol che ha segnato di destro sul palo più distante del portiere, non ci arriva Emiliano Costantini. Alla fine vi ho spiegato com'è stato il gol, anche quello di Ale Vecchiato che si trova da solo davanti alla linea di porta completamente sguarnita, la mette dentro al 21° per il 7-5, arriva anche l'8-5 con Ale Vecchiato che segna la sua doppietta, doveva ancora segnare in questo match, intanto un'altra parata incredibile di Emiliano Costantini che però non serve a niente per l'8-5 finale di
Ale Vecchiato. Finisce così la partita, capovolti che vincono contro i JM per 8-5. Bambini, io sono Andrea Rossi, metti subito il mi piace a Republic League se non l'hai ancora fatto, perché potrei arrabbiarmi moltissimo. Vediamo qui non so, è Carla Fracci che provava a ballare un liscio. Finisce così la partita per 8-5, capovolti che vincono il match. Signori, mettete mi piace, condividete, commentate Republic League, anche queste bellissime parate di Claudio Sandron, che c'è da che devo dirlo, ha fatto una parata incredibile a inizio primo tempo, era già caduto e poi con la manona l'ha presa. Metti mi piace, commenta, condividi Republic League. Dal nostro sponsor Zio Berto, il chiosco sulla spiaggia. Lanciamo subito le partite di Republic League. Beh, Vito. Salute. A vostra, fioi. Goccia di Carnia che sorridono contro i Bar Triangolo. Bambini, Andrea Rossi qui a commentarvi la partita di Bar Triangolo, che sono un po' in crisi in questo fine anno, un po' come il paese Italia e lo Stato in generale col debito pubblico. È inutile che ve ne parlo io. Signori, io sono Andrea Rossi, via subito le immagini qui da Republic Sport Village di Republic League. Con la maglietta più gialla ci sono i Bar al Triangolo, i Goccia di Carnia, mentre il Bar al Triangolo con la casacca granata. Forse ho sbagliato tutto, perché c'è il primo gol, è quello di Laurens de Velde a favore dei Goccia di Carnia. Laurens de Velde con la maglietta granata rimane a terra un uomo. L'importante però è che Laurens de Velde abbia segnato uno dei suoi 7 gol di questa sera. Proprio Laurens de Velde ha segnato 7 gol. Poi calcio d'inizio, palla che rimane là, è incredibile, incredibile. Riescono a subire subito il gol i Bar al Triangolo, che peccano di presunzione. Rimane ultimo uomo, tiene la palla, vorrebbero ripartire, ma c'è la ripartita. Io ve lo faccio vedere tutto il gol, perché Laurens de Velde appena prende palla è gol, appena prende palla boom, ti splinga, e Laurens de Velde è la sua doppietta personale del 10° minuto del primo tempo. Una sciocchezza anche difensiva comunque da parte di Bar al Triangolo. Poi 12° minuto arriva il 3-0, tiro ad incrociare con una mandovanina di Mantovani che tira una panettata incredibile per il 3-0 dei Goccia di Carnia, che vedono una vittoria avvicinarsi. Sono agitatissimi, sono emozionatissimi, tanto che arriva anche il 4-0. Lo segna sempre Laurens de Velde. Laurens de Velde, se te tira una staffa ti sei anche contento, perché chi sei che te tira la staffa ieri? Laurens de Velde, che sporo, mi pensaria fatto tirare anche a me una staffa da Laurens de Velde. Signori, questa è filosofia. Poi Ari, l'ex nazionale albanese, segna l'1-3 al 19° minuto, no scusatemi, è l'1-4 al 19° minuto del primo tempo. Andiamo al secondo tempo che è veramente pazzo, con Diego Libiati che si arrabbia moltissimo e dice dai Fioi a distanza, ma vuoi rispettare che a distanza? Poi gli passa di nuovo davanti apposta perché è interista, e lo fanno apposta per farlo andare via di testa. Diego Libiati che ha chiuso bene l'anno, ma che tira una punizione addosso alla barriera. Calcio d'angolo fortunato però per i Goccia di Carnia, che subiscono gol nel secondo tempo da Daniele Pavanello sulla stessa porta. È sempre Diego Libiati che si era arrabbiato nel primo tempo. Bar al Triangolo 2 al secondo minuto, 4 invece per i Goccia di Carnia. Bar al Triangolo che potrebbero anche farcela, arriva il 3-4, di nuovo Daniele Pavanello al 12° minuto. Che golasso, cioè se piccolo Libiati poteva anche arrivarsi, perché si era tuffato bene, ma il gol è di una qualità incredibile. Diego Libiati che accetta di malgrado il gol. Poi Laurens de Velde impazzisce, Laurens de Velde dal 16° minuto in poi impazzisce con 4 gol, oltre i 3 segnato nel primo tempo. Al 16° minuto segna questo gol. Poi 18° minuto ancora lui, vi dico chi, Laurens de Velde. Fioi, è Laurens de Velde, de punta addirittura segna di destro un gol incredibile. Al 19° minuto sempre lui, il giocatore col nome più bizzarro del Republic League, almeno secondo me, Laurens de Velde, ancora lui in gol, porta completamente sguardita, ci mette un po' di cattiveria Goccia di Carnia sul 7-3. Arriviamo all'ultimo minuto, all'ultimo respiro della partita, con l'ultimo respiro anche di Laurens de Velde sul campo di calcio del Republic Sport Village. Prima parata del portiere, palla che rimane là, portiere che fa per rinviare e ci riesce, poi una bomba sul naso di Libiati, calcio d'angolo. Libiati che comunque passerà le feste a casa sua con la sua famiglia, non è andato in ospedale. Laurens de Velde chiude la partita sull'8-3 con questo gol, dopo essersi bevuto tutti i difensori. Col destro la mente sul palo più distante del portiere Zamberla Mattia per il gol dell'8-3
8-3. Finisce così la partita con un sacco di gente che dice hai bisogno di qualcuno che ti scrive i testi, di un sacco di gente che dice Andrea Rossi hai bisogno di uno psicologo per combattere la tua balbuzia. Non è per niente così, finisce la partita 8-3 a favore dei Goccia di Carne contro il Bar del Triangolo. Metti subito mi piace, commenta, condividi Republic League. Ciao! Lollipop di Piazza Aurora, bravo sponsor delle Republic League 2020. Lanciamo subito le partite di Republic League. Una partita incredibile, la vittoria dei Long John Pub per 10-3 contro i Piave 99. Bambini, Andrea Rossi, subito gli highlights del match dalle Republic Sport Village. Pensate, Republic League è l'unico torneo in Italia che ti offre gli highlights delle tue partite. Con Republic League anche tu sei un player abbastanza big. Dai, metti qui il click sul like assieme a Rozzi Bike. No, bambini, questo non è il rap, questo è il Republic League. Subito le immagini del match. Long John Pub con la maglietta rossa, mentre Piave 99 con la casacca blu. Arriva però subito il gol dei Long John Pub con Yanati Yavid che non ha pietà del suo avversario. Al 6° minuto del primo tempo Yanati Yavid per il Long John Pub 1, mentre Piave 99 0. Andiamo all'8° minuto del primo tempo, ancora col gol di Yanati Yavid. Yanati Yavid ti siede nella palla, una palla a raso terra veloce, il gol è il 2-0 a favore di Long John Pub all'8° minuto del primo tempo. Andiamo subito al 20° minuto, ancora lui Yanati Yavid che tiene là il portiere, no scusatemi era il suo compagno, poi Yanati Yavid a porta completamente sguarnita la mette sul palo del portiere per il 3-0 di Long John Pub. Al 22° minuto arriva però l'1-3 che riapre la partita per i Piave 99 disimpegno sbagliato, provano a ripartire i Piave 99 ci riescono con Giovanni Carraro, è il primo gol di Giovanni Carraro in questo Republic League. Intanto la partita prima c'era Diego Libiati che adesso è a fianco a me mentre sto registrando la partita. Wow, bambini, non vi so dire l'emozione che ho anche con il gol di Yanati Yavid, il 4-1 di Long John Pub col gol di Yanati Yavid e il suo poker personale. Arriviamo al 2° minuto, accorciano le distanze sul 2-4, ancora lui, ancora Giovanni Carraro che si è affezionato al gol. Bello il gol, basso di sinistro, tiro teso sul palo più distante del portiere, va a baciare il palo e poi entra in rete. Al 2° minuto del secondo tempo, 6° minuto, Yanati Yavid scatenato il Gassignasso Yu. 5 gol in questo momento per Yanati Yavid che non si ferma, che non ha pietà di nessuni. Siamo sul 5-2, arriviamo al 7° minuto, 3-5, portiere che fa per rilanciare dopo questo tiro sbagliato, che dà sui piedi dell'avversario che tira una bomba sul palo di sostegno che va a far tremare il mondo. In Indonesia ci sono stati 33 morti per questo tiro sul palo di sostegno. Poi Marco Matsuya, il giocatore giapponese preferito da tutti anche dal portiere televisione Wesley Sousa, riesce a fare gol sotto le braccia proprio in collaborazione con Wesley Sousa. Wesley Sousa è un nome fantastico. Andiamo un po' più avanti con un altro gol. Sono i Piave 99 che soffrono le ripartenze di Long John Pub. No, scusatemi, è Elia Zorzetto di Long John Pub su 2 ripartenze sbagliate. Ma mi dico, non ti puoi sbagliare che una do sul paio del portiere, ovviamente dentro. Long John Pub che ormai mettono la partita dalla loro parte, ormai non c'è più niente da fare per i Piave 99. Ruggero Teso, anche lui si aggiunge, ormai c'è Ruggero Teso, c'è anche Stanlio e Olio potevano segnare in questa partita. È incredibile, mancavate solo voi sulla lista dei marcatori. Se non avete niente da fare alla sera venite a Republic League, venite a fare due gol con il Long John Pub. Signori, finisce così la partita con l'ultimo gol di Elia Zorzetto dall'alto. Ci vengono le vertigini a guardare l'ultimo gol di Elia Zorzetto al 21° minuto che regala la vittoria ai Long John Pub per 10-3 contro i Piave 99. Bambini, io sono Andrea Rossi, se vi è piaciuta la partita mettete subito mi piace, commentate e condividete. No, scusatemi, questo era l'ultimo gol di Elia Zorzetto, ce ne sono stati talmente tanti che avevo perso il conto. Long John Pub che vincono così per 10-3 con questo ultimo gol di Elia Zorzetto. So che vi è venuto un po' la nausea con le riprese dall'alto, dal basso, le parate di Wesley Sousa, bella la sua parata finale, peccato che i Piave 99 perdono per 3-10 contro il Long John Pub. Bambini, io sono Andrea Rossi, mettete mi piace, salutate anche Pancera che è qua con me, qua vicino a me in questo momento, sono emozionatissimo, mettete mi piace, commentate, condividete Republic League. Dal bistro
21 a un passo da Piazza Mazzini a Jesolo Lido, tra mezzini buonissimi, una cicchetteria allucinante, birre da tutto il mondo, una più buona dell'altra. Lanciamo subito le partite di Republic League. Saluti, no ma non sei venuto fuori, ne tranquillo, no? Mise Place che vincono per 15-2 contro gli FC Aston, partita che non è andata male per gli FC Aston, uno potrebbe dire è andata male, e invece hanno giocato anche decentemente bene, ma contro i Mise Place non c'è niente da fare. Mise Place con la casacca blu, pantaloncini bianchi, con la casacca tutta verde, mi penso che sia verde, ci sono gli FC Aston dei fratelli Vianello, c'erano i fratelli Filippini, i fratelli De Boer, i fratelli Boateng, ci sono anche i fratelli Vianello. Peccato che non abbiano i numeri di tutti gli altri fratelli che vi ho detto. Poi però Enrico Bragato segna l'1-0 a favore di Mise Place, settimo minuto. Pensate, dopo 7 minuti arriva l'1-0 di Mise Place, significa che la partita è aperta, la partita può succedere di tutto. All'8° minuto però arriva subito il gol di Enrico Bragato e il 2-0 dei Mise Place, subiscono subito il gol di FC Aston, che sono gli specialisti a subire gol da calcio di inizio. Peccato per Nicoletti, aveva fatto anche 2 belle parate, però dopo 15 secondi, io ve lo faccio vedere tutto, gli FC Aston battono il calcio di inizio e vanno in gol direttamente da calcio di inizio col kick-off glitch del Republic League. È Vito Keleposci, il calcio dal vivo, Keleposci TV, il calcio 24 ore al giorno, la potenza albanese della trasmissione di Keleposci. Quante gliene ho dette? Boom! Keleposci Vito, il gol dell'uomo di Keleposci Television, signori, il calcio in alta definizione. Andiamo avanti col 3-1 di Enrico Bragato dei Mise Place al 10° minuto, subito arriva il vantaggio di Mise Place, poi al 12° minuto ancora gol, stavolta il numero 6 Riccardo Morando a segnare questo gol per i Mise Place, a porta completamente sguarnita, Nicoletti Gabrielli non può nulla. Andiamo subito al 15° minuto col gol del numero 13 Alex Di Tos che segna un gol da favola. Io ve lo faccio vedere tutto, ma che gol è? Ma che gol è? Cioè, è da tirare a casa sua sotto il 7, lascia la tutti Alex Di Tos, che si ripete Alex Di Tos al 21° minuto. Al 21° minuto Alex Di Tos, dopo il gol da favola che ha segnato prima, segna il gol, non vi dico neanche il gol di cosa, però ha segnato un gol facile a porta sguarnita, passaggio al centro. Andiamo al secondo tempo, al 1° minuto arriva subito il gol quasi degli FC Aston, che non vogliono perdere per tanto a poco, però arriva il gol di Salvatore Quinto sempre per i Mise Place, il Nicoletti Gabriele che non può niente su una bomba troppo cattiva del giocatore dei Mise Place. Aston FC che comunque trovano quasi il gol, lo trova, però arriva il gol di Salvatore Quinto. Peccato Salvatore Quinto, ancora gol per i Mise Place. Forse non ha messo l'ultimo gol degli FC Aston, vabbè, non importa ragazzi, era quello del 2-15, lo so, a volte segnano pochi gol, dovrei metterli tutti, non c'è. Comunque Enrico Bragato segna un altro gol che ormai manda la partita a peripatetiche, manda la partita completamente a peripatetiche. Si ripete Enrico Bragato al 9° minuto, no scusatemi, è Alex Di Tos al 9° minuto, dopo appena 30 secondi, su ste bombe non ci puoi fare niente, nemmeno tu che stai a guardare il video. Andiamo al 17° minuto, 8 minuti senza gol, 8 minuti di lacrime, di terrore per i Aston FC, che finisce fortunatamente con questo gol di Alex Di Tos no scusatemi, non riesco a capire neanche a me che gol che sia, perché adesso siamo al 17° minuto, ci deve essere il gol di Enrico Bragato. Al 17° c'è il gol di Enrico Bragato, spero che la regia mi dia ragione, è il gol di Enrico Bragato signori, è l'11-2, è l'11-2 di Enrico Bragato. Ormai la partita non ha più niente da dire, no, il 12-2. Arriva anche il 13-2 del numero 9, sempre di Enrico Bragato, dopo la respinta di Nicoletti. C'è l'uomo pronto Enrico Bragato a metterla dentro in tappina, facile. 20° minuto arriva il gol di Salvatore Quinto, che viene a segnare un sacco stasera, viene a segnare 5, mentre Enrico Bragato ne ha segnati 6, wow, parata del portiere Nicoletti, bella con la mano aperta, però purtroppo da calcio d'angolo c'è il gol di Salvatore Quinto. Non c'è la concentrazione negli FC Aston, che hanno chiesto di avere un allenatore nuovo, forse riuscirete a vedere il nuovo allenatore degli FC Aston,
fa tanto da ridere. Poi Salvatore Quinto segna il penultimo gol al 21esimo minuto, dopo avervi detto che forse il nuovo allenatore degli FC Aston fa tanto da ridere, arriva l'ultimo gol di Salvatore Quinto per il 15-2 dei Mise Place contro gli Aston FC. Bambini, io sono Andrea Rossi, mettete mi piace, commentate, condividete Republic League, diteglielo alla nonna, alla mamma, allo zio, ma sai che c'è un campionato di calcio a 5 che fanno vedere le mie partite, che io sono un campione, dove su Republic League anche tu puoi diventare un big. Signori, mettete mi piace, commentate, condividete Republic League. Io sono Andrea Rossi, se mi volete conoscere meglio lasciate perdere perché non mi interessa niente. Signori, mettete mi piace, commentate, condividete, se non l'avete capito mettete mi piace, commentate, condividete. Bambini, Andrea Rossi, Republic League, grazie di aver guardato i nostri filmati, le nostre partite. Torniamo domani con il resto dei match di Republic League. Ciao bambini!